Eccoci tornati in studio con Di sabato pomeriggio e adesso c'è una rubrica molto particolare. A proporcela è un giornalista, uno studioso delle stelle, un conoscitore dei segni e dei simboli. È qui con noi e sarà con noi per sempre Massimo Bomba. In Anche un eterno. applauso potete fare perché siamo dal vivo in diretta e facciamolo questo applauso. Beh, lì sono tutte persone molto interessate, dei furbacchioni, Perché perché sai che l'oroscopo no, attira lì sempre. è tutta che vogliono sapere come vanno le cose, quindi sai, mi applaudono perché sono dei venduti. Intanto ti ringrazio per essere qui, E perché poi hai detto che sarò qui per sempre, anche quindi tu sei a un debutto televisivo, si può dire, perché tu sei principalmente uno stilista, sì, giornalista, è anche scrittore, sì, 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 pittore sì, e poi sì, scrittore, sì, sì. fai tante cose, hai anche poi... Beh, in effetti faccio tante cose anche che se non vorrei fare proprio niente, però è stata una catena di conseguenze, perché io in effetti sono uno stilista e basta. Poi però ho sempre avuto in privato l'hobby dell'astrologia, della ricerca, di questi studi, ho avuto questa passione. E mi hanno fatto fare queste conferenze che poi, ahimè, hanno avuto un certo successo. Da Che quelle mi vedi hanno un po', fatto a volte la scrivere un vita. libro. No, nel senso che la cosa divertente è che come stilista proprio zero, cioè sono passato nel dimenticatoio, ecco, a parte pochi affezionati clienti che sono... Ma e quindi tutti mi richiedono per questa cosa. Poi ho collaborato sto collaborando con questo giornale, specialmente con questi articoli culturali sui simboli, sui miti, sulle figure storiche, perché anche fare un collegamento tra il segno zodiacale e la figura storica, secondo me, è una cosa interessantissima. Difatti ho fatto articoli su Luigi XIV, su Elisabetta I, su Caterina de' Medici, che era del Toro come te, per esempio. Per Ecco. esempio. Sì, e la lettura di queste vicende alla luce di questa analisi storica, ma da un punto di vista di capire che cosa, che cosa vuol dire, perché sai, le parole spesso hanno un significato molto limitato, no? Astrologia significa discorso sugli astri, ma è una parola che non ci fa capire quanto nasconde l'argomento, la complessità della cosa, perché in effetti è un discorso di semantica e di semiotica, che non sono due malattie, dice c'è un attacco di semantica, no, sono due discipline molto precise che noi usiamo continuamente, anche se probabilmente non sappiamo neanche, nessuno ci ha mai spiegato che cosa sono. Io sono andato sul dizionario più volte perché le confondo, per capire bene che cosa sono. Ma andare sul dizionario, soprattutto quello di carta, lo dico spesso, è un piacere, perché mentre cerchi quello che ti serve, Ne scopri mille cose. esatto, nel Sì. percorso scopri altre cose che uno crede di sapere, ma No, non si è infatti, mai secondo me il abbastanza... discorso bello proprio dell'astrologia, per come l'abbiamo fatto noi che ci conosciamo e abbiamo parlato tra di noi, è proprio questo, che è un'analisi, è un suggerimento. Ah, ecco, è una parola abusata adesso, è un Mm. algoritmo. Cioè, che io adesso mi sono andato a premunire di andare sul dizionario per capire bene la parola. Si usa molto per i social l'algoritmo Esatto, adesso, esatto, come i invece cellulari. esisteva già. Esatto, cioè l'astrologia possiamo dire che è l'algoritmo che gli antichi tutti, assiri, babilonesi, egiziani, greci, romani, latini, poi fino a noi la stessa Chiesa ha usato l'astrologia, ha usato i simboli, fino alla Controriforma, quando poi in quel purtroppo c'è stata questa guerra che tra l'illuminismo e la religione, quindi l'astrologia è stata relegata, è stata condannata. È diventato, diciamo, anche un po' un abuso, come dicevi tu, solo magari a volte proprio allo stretto necessario, spesso per l'amore basta, uno vuole sapere che succede e non va a guardare tutto il resto che è Chiaramente, interessante no, chiaramente no, tutti altrettanto. vogliono sapere. Io per Eh. esempio mi sono avvicinato da bambino perché volevo sapere i fatti miei. Esatto. Avevo capito che c'era, che si nascondevano delle cose, si nascondevano delle informazioni. E allora io proprio come istinto ho avuto Mm. un sesto senso. Ma Poi guarda, approfondiremo in un'altra puntata, voglio capire come ci sei andato a finire, ma siccome oggi abbiamo iniziato un po' in ritardo per questo traffico che ci ha bloccato tutti sul raccordo anulare, che è sì, immenso, sì, io oggi ti chiedo di essere un pochino più veloce nel dire i i segni. segni per questa settimana che arriva e poi invece dalla prossima settimana entreremo un po' più nei dettagli perché
chiaramente mi incuriosisce molto sapere come sei arrivato a tutto quello che stai facendo. Tra l'altro hai portato anche un disegno. No, non ho No. praticamente ho fatto una cosa che sicuramente si prenderà Un Antonella. calcolo. Cioè, ho fatto il disegno dei pianeti, il cielo come sarà lunedì, perché siccome io Fallo oramai vedere alla telecamera, mettilo dritto, sono un mettilo tecnico dritto. praticamente, Ecco, guarda. e allora ho fatto semplicemente il disegno, il grafico Hai fatto un ricamo. e poi anche perché mi serve come promemoria, perché su questo vado raccontando, anche se io già ieri ho scritto l'oroscopo per il giornale con cui collaboro. Esatto. E quindi chiaramente quella è una parte scritta che è più difficile, perché lì devi sintetizzare in parole, in frase, mentre qui se uno fa un discorso, eccetera. Comunque non ti Chiaramente preoccupare vale che... per tutti gli ospiti che sono qui. Se andate sui social di ognuno, troverete anche nel caso tuo, Massimo Bomba, troverete l'oroscopo della settimana dettagliato. Sì, però oltre il social è proprio pubblicato su internet. Esatto. Ci sono anche gli articoli che sono interessanti. Esatto. Chi è interessato Però da a lì questi magari uno ci arriva con più argomenti. facilità. Sì, su Facebook, poi loro stessi mi dicono di pubblicarlo sulla mia Sono pagina curiosa di Facebook. sapere il Toro che cosa dice. Partiamo dall'Ariete? Non essere interessata, appunto. Però no, stavo spiegando, finisco quella cosa, ti assicuro che ce la facciamo a parlare di tutti e 12 segni, quella cosa dell'algoritmo, perché è molto importante, perché è un termine adesso abusato. E appunto è un ragionamento precostituito per trovare delle soluzioni a dei problemi che ci aiutano. Un piccolo cervello, una piccola intelligenza artificiale, come poi è nato il cervello elettronico famoso di Alan Turing. Gli antichi non avevano il cervello elettronico, gli antichi non avevano i nostri mezzi a disposizione, non avevano l'intelligenza artificiale, ma avevano appunto, parlando, scrivendo, comunicando per segni e per simboli, hanno creato questo macchinario pazzesco, incredibile, dove hanno raccolto informazioni, studiando i simboli, assommando i significati nei simboli, assommando i segni, gli eventi, che tutto ciò che succedeva veniva catalogato, archiviato e raccolto. Se il faraone si rompeva una mano, dice ecco, allora è successo questo, osservavano i fatti e raccontavano. E la stessa nascita di Gesù. Tu quanti minuti ancora abbiamo? Non tantissimi, però vai, però perché se partiamo da Gesù, oggettivamente... ma questa cosa è bella e interessante, perché io voglio far capire quello che c'è dietro, perché poi ti dirò che tanto tutti e 12 vanno bene, farò come gli astrologi della televisione. Ci accontenterai tutti. Allora, Ariete tutto bene, Toro tutto bene, Gemelli tutto bene, facciamo così, no? Quindi, no, però questa è una cosa interessante, perché leggere, cioè l'astrologia ci insegna a ragionare, ci insegna a leggere. Appunto, Gesù stesso, guarda caso, è stato annunciato da un evento astrologico, perché appare una stella che guardano i re magi, e i re magi sono tre, che se noi andiamo a vedere sono sempre simboli, vengono da Oriente. Da Oriente viene la conoscenza. Però questa conoscenza va a mettersi ai piedi di Gesù, perché Gesù è una figura centrale, è una tale potenza per tutti noi, che la stessa conoscenza che viene da Oriente non viene da Occidente, la conoscenza viene da là. Là c'erano gli yogi, c'erano quelli che facevano il buddismo, le pratiche, il controllo della mente. Quindi, come vedi, se noi ci mettiamo a studiare i simboli, veniamo a conoscenza di tantissime cose, anche di noi stessi. La fisionomica, l'abbigliamento, tutto è un linguaggio. Ecco. Quindi, premesso questo, che è fondamentale, perché se no, diciamo... Ma poi tanto l'approfondiremo sicuramente. Figurati. Niente, questa è la proiezione del cielo da lunedì, e possiamo dire che l'Ariete in questo momento deve prendere molta camomilla, perché c'è il Sole e Marte che stanno transitando in Bilancia. Quindi chiaramente sono molto stimolati all'aggressività, già che la camomilla la devono prendere sempre, perché è il segno più aggressivo dello zodiaco, c'è poco da fare. Quindi è un segno che è molto importante per iniziare, per fare il condottiero, per iniziare le guerre. Però poi, sai, spesso bisogna pure fare la pace ed essere più diplomatici. Però visto che in questo momento il Sole e Marte stanno transitando in Bilancia, quindi sono in opposizione, creano un aspetto di conflitto. Quindi non possono avere degli intoppi, degli impedimenti, dei ritardi, possono arrabbiarsi per un non nulla, possono arrabbiarsi che sarebbe meglio non arrabbiarsi perché non serve a niente. Quello mai. Ecco, appunto, quindi. Però diciamo che insomma non ci sono grosse cose, hanno questo bel vantaggio di avere Venere a favore che sta transitando nel Leone,
quindi abbiamo qui l'avvocato Bonifazzi che ne gode ampiamente di questo transito. E Beh, chi quindi non sta dietro le quinte, chi non ha il piacere di sapere cosa succede dietro le quinte, sì, c'è un mondo dietro le nostre quinte. Noi abbiamo un pubblico di personaggi variopinti. Anzi, fatemi un applauso così si sente che ci siete. Massimo, penso che la tua camera sia quella, comunque se guardi a casa hai più, ti ascoltano di più. Ah, ecco, va bene. Comunque Venere sta nel Leone, quindi sta aiutando. La settimana comincia con, queste naturalmente sono tutte ipotesi, poi parleremo più approfonditamente della casualità e delle ipotesi di come devono accadere i fatti. La Luna passa nell'Acquario, quindi fa un aspetto positivo anche lui, quindi diciamo che potrebbe essere molto stimolato, molto attivo. Il Toro che è il tuo segno e quindi metterò una parola buona, ma il Toro avete Giove, quindi siete i super favoriti dello zodiaco in questo periodo. E figurati se non eravamo favoriti. Tu sei una prova vivente di tale cosa e c'è anche il pittore, insomma ci sono vari elementi del Toro che quindi siete prove viventi di questa cosa, perché secondo la tradizione quando passa Giove le opportunità si amplificano, aumentano. Si accendono i riflettori su di voi, ecco appunto, quindi questa è una cosa molto positiva, anche poi se c'è un Urano purtroppo a 22 gradi che sta un po' rompendo le scatole, perché chi è nato a cavallo tra la seconda e la terza decade forse non è così sereno, perché Urano può dare inquietudine, può far venire la voglia di rompere tutto, insomma lì ripetiamo che sono previsioni e considerazioni generiche. Naturalmente va visto l'oroscopo personale, perché poi tutti noi, e forse questa sarà la prossima volta, spiegare che ogni pianeta è il simbolo di qualche cosa della nostra vita, della nostra personalità o di un settore appunto della nostra esistenza. I Gemelli sono favoriti da questo transito in bilancia, quindi sono galvanizzati, hanno grinta, hanno carica, hanno voglia di fare, perché appunto il Sole e Marte stanno transitando in bilancia e Venere sta nel Leone e quindi è positiva per i Gemelli. Un po' di problemi ci sono per chi è nato i primi 2-3 giorni e forse perché c'è Saturno quadrato ed è un aspetto difficile. Io non sono di quegli studiosi, astrologo è una parola che non mi piace. Non sono uno di quegli studiosi che dicono tutto bene perché non è così, se no diremmo stupidaggini. E purtroppo c'è un film che ha reso famoso questo aspetto di Saturno contro, che ci ha spiegato che può succedere di tutto. Ma non è che è proprio così necessario, però possono venire dei nodi al pettine. Quando passa Saturno bisogna fare più attenzione a quello che sta accadendo. Non bisogna sottovalutare niente, è bene perché tendenzialmente vengono i nodi al pettine. Ecco, questa è una raccomandazione per i nati nei primi gradi dei Gemelli. Poi abbiamo il segno del Cancro, che è il più bello dello zodiaco, perché è anche quello di Emanuele Gagliardi qui presente, che è del 1° luglio come me. Mi stai spoilerando tutti gli ospiti. Vabbè, ho lo scoop. Però è del Cancro. Ma scusa, ricordo i segni zodiacali. Va bene, va quindi bene. comunque noi Cancri adesso godiamo anche noi di questo fatto di Giove, ci sta dando una piccola mano, perché poi dipende da in che settore transita. E adesso questi pianeti in bilancia possono innervosirci un pochettino, perché non fanno un aspetto buono con noi, quindi anche noi dobbiamo stare un pochino calmi. Il Leone, che è qui presente, è ampiamente rappresentato dall'avvocato Bonifazzi. Il Leone, appunto, c'è questa Venere che è stata per mesi, sono stati gratificati anche troppo, secondo me, e benché appunto anche loro hanno i loro problemi, perché Giove è quadrato e anche Urano è quadrato, quindi qualche problemino economico, qualche scartoffia non firmata se la sono dimenticata nel cassetto, qualche multa non pagata probabilmente, perché Giove quadrato rappresenta anche le problemi, può anche significare i fischi per i fiaschi, cioè ti fa vedere quello che non c'è, o ti promettono molto ma ti mantengono poco. Questo è il significato di Giove quadrato. La Vergine, che anche qui abbiamo rappresentatissima, perché c'è l'avvocato Sotira, siamo pieni di avvocati oggi. Sta transitando Mercurio, quindi sono svegli, attenti, brillanti, perché Mercurio è il simbolo della nostra mente, del cervello. Perché, ecco, funziona così, che ogni pianeta simboleggia una parte del corpo, simboleggia un settore della nostra vita, simboleggia una caratteristica. Mercurio è la testa, è l'intelligenza e la capacità di ragionare.
e l'intelligenza allo stato puro. Intelligenza è proprio quella facoltà che ci fa collegare le informazioni tra di loro. Intelligo, leggo dentro oppure leggo tra le righe. Le persone più intelligenti sono quelle che sanno veramente vedere al di là dell'apparenza, perché qui tutti ci fanno vedere solo una facciata, che è la più banale, è quello che fa vedere di meno. Più le persone... questo pure è un termine molto abusato, perché si dice poi non si fa, l'apparenza ha sempre il suo perché. Sì, purtroppo è la verità. Questa, diciamo che stiamo vivendo un periodo forse particolarmente solo di apparenza e poi ne paghiamo tutte le spese di questa cosa, capisci? Però ecco, di fatti intelligenza significa proprio guardare dentro, è proprio l'opposto. E adesso la Vergine poi ha bisogno di tutta questa intelligenza perché deve difendersi anche da questo Saturno opposto, però tu c'è ancora tempo, perché anche Saturno, chiaramente stando ai primi gradi, sta diciamo dando un po' fastidio a chi è nato nei primi giorni. Quelli che già è successo qualcosa, forse già hanno avuto dei terremoti, adesso stanno un attimo mettendo a posto le rovine. Ecco, però grazie a Mercurio possono anche mettere un pochino a posto. La Bilancia è la favorita perché c'è il transito del Sole e di Marte, quindi sono protagonisti, stanno bene, hanno grinta, hanno voglia di fare, hanno le idee chiare, sono super al centro dell'attenzione, diciamo così. Poi c'è lo Scorpione che invece sta messo un pochino sotto tiro perché Venere è quadrata e quindi non hanno un tono perfetto. Venere poi forse hanno anche qualche discussione nei sentimenti, perché Venere comunque rimane il pianeta dell'amore, anche se poi è anche il pianeta della salute, il pianeta del benessere, il pianeta della serenità interiore, è un pianeta molto importante. Poi lo Scorpione ha l'opposizione di Giove e di Urano, quindi chi è toccato, bisogna andare a controllare bene i gradi, non facciamo discorsi generici. Chi è a cavallo tra la seconda e la terza decade ha l'opposizione di Urano, quindi probabilmente sta subendo un grande stress, un grande desiderio di cambiamento, di rompere, di fare, ma poi è bene che sta calmo perché i terremoti vanno poi analizzati dopo che sono successi, bisogna rimuovere le macerie e invece tenere ciò che è rimasto sano. E la rinascita che è importante. Anche quella, sì, certo, no, sì. Tu ci metti sempre una buona parola. No, perché la rinascita, come in tutte le guerre, dopo le guerre, è vero, uno non vorrebbe che ci fossero queste cose brutte, però poi la luce arriva sempre dopo il buio. Non è che ci metto sempre la parola buona, sennò qui bisogna girare con le bombe a mano. E allora... l'astrologia è un vero e proprio percorso che ti spiega come vanno le cose. A un certo momento, per esempio, in astrologia non c'è il negativo o il positivo. In astrologia c'è una spiegazione su come vanno le cose. In certi momenti siamo messi sotto la lente di ingrandimento e dobbiamo far vedere quello che abbiamo fatto. Se non funziona, qualcosa salta. Se un rapporto non funziona, si rompe un'amicizia, si rompe un matrimonio. È molto importante come uno affronta quello che succede, perché tutti abbiamo disgrazie, bisogna vedere come le affronti. Ma non è neanche, appunto, disgrazie o cose negative. Secondo l'astrologia non è neanche una disgrazia, perché se tu ragioni in termini di universo, la stessa morte è un passaggio, è considerato un cambiamento di stato, no? Secondo gli indiani è un cambio di vestito, quindi... Dove siamo arrivati che mi sono persa? Al Sagittario non ti preoccupare, perché se poi vado... posso anche aumentare la carica, capito? Aumentiamo la carica. E il Sagittario i nati sempre nei primi 2 o 3 giorni, c'è sempre questo caso, c'è un Sagittario che si agita. Perché il tempo a nostra disposizione sta scadendo, se non è scaduto già, proprio veloce. Sì. Il Sagittario appunto c'è questo transito di Saturno per i primi gradi, e quindi però il Venere è positiva e quindi chi è nato a metà del segno è favorito. Il Capricorno va abbastanza bene perché c'è sempre Giove che lo protegge dal Toro. C'è il quadrato della Bilancia di Marte e del Sole, e vabbè, anche loro stessero calmi. L'Acquario c'ha il quadrato di Giove, stesse calmo anche l'Acquario. E i Pesci gli sta transitando Saturno, quindi chi è nato nei primi giorni probabilmente sta invecchiando, sta mettendo qualche capello bianco, sta avendo qualche problema di denti o qualche problema di pelle. Grazie Massimo, grazie. Scusami se questa rubrica l'abbiamo fatta un po' stringata oggi, ma non ti preoccupare, che sabato prossimo avrai tutto il tempo a disposizione. La chiameremo la rubrica di Ridolini. E vai! Va un applauso a Massimo Bomba che è qui.
e che insomma anche un po' ha capito la situazione di una prima puntata con un raccordo anulare bloccato. E adesso abbiamo una rubrica che doveva essere anche questa un po' più lunga, ma noi la facciamo veramente in pochissimo tempo, con il presidente dell'Archivio Storico del Cinema Italiano, e qui con noi per parlarci appunto di cinema, Graziano Marraffa. Benvenuto Graziano. Ben trovati. Io non so se ti sento perché ti sento molto... Ci sei? Ci sono. Abbiamo pochissimo tempo, però in questo pochissimo tempo tu ci puoi raccontare qualcosa del cinema, hai un archivio incredibile. Quanti pezzi hai? Ma migliaia tra manifesti originali, film in pellicola, sceneggiature, incisioni discografiche, sono varie testimonianze. Oggi volevo brevemente iniziare questa rubrica che sarà un po' una cavalcata nella storia del cinema italiano attraverso i decenni e partiremo dall'inizio del sonoro. La prima società che produce cinema in Italia non è Cinecittà come molti possono pensare, ma è la Cines. Dovremmo avere anche dei contributi da poter vedere delle immagini veloci. Era una società che aveva i teatri di posa nel quartiere romano di San Giovanni. Questo era il simbolo, la lupa capitolina con appunto l'insegna della casa di produzione e distribuzione. Quindi in zona San Giovanni c'erano questi enormi teatri di posa che erano stati edificati da un grande produttore che ha, diciamo, anticipato quello che farà Dino De Laurentiis molti decenni dopo. Si chiamava Stefano Pittaluga, era originario della Liguria e già aveva avuto negli anni precedenti degli accordi di distribuzione in esclusiva per l'Italia dei film americani e arrivò a ricoprire praticamente tutta la filiera della produzione e distribuzione cinematografica con questi studios. I primi film che si producono segnano il passaggio dal muto al sonoro. È molto importante per esempio Rotaie di Mario Camerini, che fu girato muto e poi verrà sonorizzato in seguito. Qui vediamo la brochure originale con gli interpreti del film. Per quanto riguarda invece il primissimo film sonoro c'è una precisazione da fare. Fu affidata la regia ad Alessandro Blasetti, che era già un grandissimo regista e fu anche il maestro di altri registi in futuro, insegnando anche al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il film si intitola Resurrectio e viene girato nel 1929, ma contemporaneamente viene dato lo stesso incarico a un altro regista che proveniva dal cinema muto, Gennaro Righelli, per realizzare un film tratto da una novella di Luigi Pirandello, che è La canzone dell'amore. Diciamo che per ragioni commerciali Resurrectio era pronto ma non lo distribuirono e fecero uscire questo film che rimane per antonomasia il primo film sonoro italiano, quindi diciamo che la sperimentazione, il primo prototipo fu fatto da Blasetti e rimase più noto questo film di Gennaro Righelli. Contemporaneamente soltanto pochi registi e autori hanno l'opportunità di realizzare questi film e in particolare c'è anche un altro regista che si chiama Carlo Campogalliani che tra le varie opere che ha realizzato ci darà una testimonianza importantissima rendendo protagonista di due suoi film Ettore Petrolini. Quindi questo grandissimo artista comico di quell'epoca, le uniche testimonianze audiovisive che abbiamo, non essendoci la TV né la radio, sono questi film che ha interpretato. Graziano, mi dispiace tagliarti così, ma ce lo siamo concluso. detti, per la prossima volta la tua rubrica sarà ovviamente più lunga. Noi andiamo un attimo in pubblicità e torniamo con una rubrica che a me sta particolarmente a cuore. E a tra poco.